Ricorre oggi l'anniversario dell'uccisione del generale prefetto Dalla Chiesa, della moglie Setti Carraro e dell'agente di scorta Domenico Russo. Cerimonia di commemorazione a Palermo alla presenza del ministro Piantedosi. Consegnati riconoscimenti ai vari carabinieri che si sono distinti nell'operazione di salvataggio di 2 bambini a Racalmuto lo scorso 26 ottobre 2024. Iniziati ieri nei locali dell'ex stazione ferroviaria le iniziative in onore ai 100 anni alla nascita dello scrittore empedoclino Andrea Camilleri, ulteriori appuntamenti il 4 e il prossimo 6 settembre. Presentato oggi il Festival internazionale delle danza e delle danze in programma al Teatro dell'Efebro il 4 e 5 settembre. Varati dal governo regionale il decreto salvacase, plauso dell'Ordine degli Architetti di Agrigento. Cresce l'attesa a Favara per l'arrivo della Carovana della Pace prevista per la giornata di domani in piazza Cavour alle ore 10:30. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 3 settembre, mercoledì. Ricorre oggi il 43esimo anniversario dell'uccisione del generale Dalla Chiesa, nonché prefetto di Palermo, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente di scorta Domenico Russo, uccisi dalla mafia palermitana nel settembre del 1982. Il servizio. Oggi 3 settembre ricorre l'anniversario dell'uccisione del generale Dalla Chiesa, nonché prefetto di Palermo, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente di scorta Domenico Russo, uccisi dalla mafia palermitana il 3 settembre del 1982. Hanno partecipato stamani alla cerimonia di commemorazione, tra gli altri, l'assessore ai beni culturali Paolo Scarpinato in rappresentanza del presidente della regione Renato Schifani, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, l'ex presidente del Senato, il palermitano Piero Grasso e Claudio Domizzi in rappresentanza dell'Arma dei Carabinieri, nella sua qualità di comandante interregionale dell'Arma. Il metodo della Chiesa è stato qualche cosa, innanzitutto l'assoluta ostinazione, dedizione a quella che era l'affermazione di un mondo più libero, un mondo più giusto. Questo io credo che sia il primo messaggio, il primo elemento del metodo dalla Chiesa. Se, come si è sempre detto, il contrasto alla mafia è fatto anche di elementi di imposizione di una nuova cultura, e quindi è un qualche cosa che ha lasciato dei messaggi importanti per tutti noi, quindi non solo chi doverosamente e in maniera molto proficua, soprattutto in questa città molto giusta, insomma, afferma i valori della legalità nell'opera quotidiana. La mafia, come dicevo, è cambiata, uccide di meno, ma non per questo è meno pervasiva e meno pericolosa per quelli che sono i nostri valori democratici, perché è una mafia che fa affari, che inquina i circuiti legali dell'economia, delle istituzioni. E quindi insomma ci sono delle professionalità che, partendo proprio dal grande impegno di servitori dello Stato come Carlo Alberto Dalla Chiesa, hanno sedimentato negli anni una grande professionalità che fanno sì che noi siamo il paese che può vantare da un certo punto di vista anche un'architettura antimafia tra le migliori al mondo. Dalla Chiesa è stato un simbolo importante per dimostrare il senso del dovere, dell'impegno, del sacrificio in un momento storico del nostro paese, della nostra città, in cui c'era bisogno di uomini come lui. E ha sacrificato la sua vita fino all'ultimo, la consapevolezza di andare incontro a una situazione di pericolo e l'ha affrontata con coraggio. È un simbolo di quello che le istituzioni devono fare per il nostro paese. Un tributo doveroso alla memoria di questo servitore dello Stato fortemente nella giustizia. È l'emblema dello spirito di servizio vero, autentico, quello che ti porta a non risparmiare nessuna energia per concorrere alla costruzione, alla realizzazione del bene comune. Ecco, si è speso fino in fondo con il terrorismo, con la lotta poi alla mafia e alle altre forme di criminalità organizzata, proprio per rendere un servizio alla comunità, per rendere questo paese più libero,
dove potessero veramente poi attuarsi i dettami della nostra Carta Costituzionale. Resta sicuramente un insegnamento, quello di saper far rete, far squadra tra istituzioni, le forze sane e le forze sane del paese, la società. Non casualmente incontrava studenti, lavoratori, perché voleva in quella maniera gettare un seme. E io penso che dopo 43 anni quei semi hanno dato già tantissimi frutti. Sono di fronte a tutti i risultati che le forze dell'ordine, la magistratura, le forze sane del paese hanno raggiunto. Nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, il comandante provinciale Nicola De Tullio ha consegnato un formale compiacimento del comandante della Regione dei Carabinieri Sicilia, generale di brigata Ubaldo del Monaco, ai militari che si sono distinti per l'elevata professionalità, lo spirito di servizio che hanno dimostrato in occasione di un delicato intervento avvenuto il 26 ottobre 24 a Racalmuto, al nostro servizio. Nella mattinata di oggi, presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, il comandante provinciale colonnello Nicola De Tullio ha consegnato un formale compiacimento del comandante della Legione Carabinieri di Sicilia, generale di brigata Ubaldo del Monaco, ai militari che si sono distinti per l'elevata professionalità, lo spirito di servizio dimostrati in occasione di un delicato intervento avvenuto il 26 ottobre 2024 a Racalmuto. Quel giorno 2 bambini in tenera età di 7 e 4 anni si trovavano chiusi all'interno di un'abitazione nel centro abitato di Racalmuto senza la possibilità di comunicare con l'esterno e in condizioni di potenziale pericolo. L'intervento tempestivo e coordinato dei carabinieri, protrattosi per diverse ore e culminato con l'accesso forzato nell'abitazione anche attraverso i balconi dell'appartamento, consentì di raggiungerli in sicurezza e di affidarli alle cure dei familiari, evitando possibili conseguenze. La vicenda, particolarmente delicata, è stata eseguita in diretta dai vari giornalisti. Il compiacimento è stato conferito ai militari, tenente colonnello Vincenzo Bulla, comandante del reparto operativo di Agrigento, che ha coordinato l'attività della negoziazione all'irruzione all'interno dell'abitazione, il maresciallo capo Paolo Fonti, in forza al nucleo investigativo del reparto operativo, il vice brigadiere Domenico De Giglio, effettivo alla tenenza carabinieri di Favara, il vice brigadiere Vincenzo Marcianò, addetto all'aliquota radiomobile della compagnia carabinieri di Canicattì, l'appuntato scelto Antonio Bugea, effettivo alla stazione radiomobile della compagnia di Agrigento, il comandante della Legione, nel manifestare il proprio compagimento dell'iniziativa professionale del lavoro di squadra che ha portato a un esito positivo di un intervento ad altissimo rischio. Salgono a 4 i furti messi a segno ad Agrigento nel giro di poche settimane. Chi agisce userebbe la cosiddetta chiave bulgara in grado di aprire anche le porte blindate. L'ultimo episodio in ordine di tempo è quello di ieri mattina. Ignoti malviventi hanno preso di mira l'abitazione di un imprenditore di 50 anni in via Mera, nel centro della città. Portati via soldi e monili d'oro, il bottino ammonterebbe a migliaia di euro. I ladri probabilmente erano a conoscenza delle abitudini dell'uomo che, in compagnia della moglie, era andato in vacanza per qualche giorno. Sono stati gli stessi proprietari a fare la scoperta della visita dei ladri una volta rientrati a casa. Qualcuno si è intrufolato e dopo aver rovistato dappertutto ha portato via soldi e preziosi. Indaga la questura di Agrigento. È stato ritrovato sano e salvo il 47enne pastore di nazionalità rumena, scomparso da oltre 10 giorni nelle campagne di Sambuca di Sicilia. L'uomo è stato localizzato e rintracciato vicino a un casolare incontrato a Cuvia Dragna. Le ricerche hanno visto impegnati sia i carabinieri, i vigili del fuoco del reparto TAS, la protezione civile del libero consorzio di Agrigento, coordinata da Marcio Tuttolomondo, da alcune unità cilofere e l'elicottero Drago 159 del reparto volo di Catania. Il 47enne rumeno, una volta ritrovato, ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Le sue condizioni però non destano preoccupazione. Fermato agli imbarcaderi a Messina con 2 kg di hashish e cocaina, il servizio dei colleghi di Messina. Un 25enne è stato arrestato dai carabinieri presso gli imbarcaderi di Messina.
dopo essere stato trovato in possesso di droga nella sua auto. L'operazione è stata condotta dai militari del nucleo radiomobile durante un controllo su un veicolo, appena sbarcato dal traghetto proveniente da Villa San Giovanni. L'atteggiamento sospetto del conducente ha spinto i carabinieri a effettuare una perquisizione, che ha portato alla scoperta di 2 kg di hashish suddivisi in 20 panetti, oltre a un involucro contenente più di 500 grammi di cocaina. La droga è stata sequestrata e inviata al reparto RIS dei Carabinieri di Messina, per le analisi di laboratorio. Secondo gli accertamenti svolti, il quantitativo sarebbe stato sufficiente per produrre migliaia di dosi destinate al mercato dello spaccio. Il giovane è stato immediatamente arrestato e trasferito nel carcere di Gazzi, dove rimarrà in attesa dell'udienza di convalida. La nave ONG Aurora Sarri, con a bordo 41 persone tra eritrei, etiopi, malesi e sudanesi, soccorsi nel canale di Sicilia, è approdata a Lampedusa. I migranti hanno raccontato che 7 loro compagni di viaggio, a causa del mare agitato, sono caduti in acqua e non è stato possibile aiutarli a risalire sul gommone. La traversata era iniziata nella tarda serata del 27 agosto da Zuara in Libia, dopo aver pagato 800 euro a testa. In mattinata sono giunte altre 23 persone al molo commerciale dell'isola, soccorse nel canale di Sicilia su gommone di 6 metri dalla nave ONG Garganei 6. I migranti hanno dichiarato di essere originari della Costa d'Avorio, della Mali, Nigeria, Senegal e Sudan. Una donna e 2 uomini con ustioni da idrocarburi, ma anche una donna incinta e un uomo in stato confusionale sono stati portati al polo ambulatorio di Lampedusa. Complessivamente sono 655 i migranti che si trovano oggi all'hotspot di Contrada in Briacola. Disposto il trasferimento di 270 persone con il traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle. Iniziati ieri nei locali della stazione centrale a Porto Empedocle gli eventi dedicati ai 100 anni della nascita dello scrittore empedoclino Andrea Camilleri. L'evento è stato finanziato dall'assessorato ai beni culturali della regione siciliana, organizzato dal comune di Porto Empedocle. Gli altri 2 appuntamenti previsti per il giorno 4 e 6 settembre. Noi abbiamo seguito l'evento. Ecco, oggi si ricordano i 100 anni dalla nascita del grande maestro Andrea Camilleri, con diversi eventi che dureranno con diversi appuntamenti. Parliamone. Allora, finalmente anche la Sicilia, Porto Empedocle, Agrigento avranno un ciclo di attività dedicate al maestro Camilleri, che trae ispirazione in gran parte da questo territorio che sta tra la Vigata e la Montelusa letteraria. Noi come Dipartimento di Scienze Umanistiche, grazie ad un finanziamento che è stato concesso dalla Regione Sicilia, in particolare dall'assessorato ai beni culturali e identità siciliana, che ringraziamo unitamente alla sovrintendenza di Agrigento, che ci ha consentito poi di pianificare tutte quante le attività che si svolgeranno da oggi 2 settembre sino a fine dicembre, abbiamo deciso di puntare l'attenzione soprattutto sugli aspetti della ricerca, cioè non soltanto il Camilleri che conosciamo più nazionalpopolare, ma proprio il Camilleri scrittore, che ha inciso profondamente anche nella storia della lingua italiana e nella storia della lingua letteraria, consentendo di far conoscere ad un pubblico molto ampio un tessuto che è un tessuto non soltanto linguistico ma anche materiale e antropologico della nostra Sicilia, della nostra terra, in particolare di quest'area che tra l'altro è contrassegnata da una fertilità dal punto di vista letterario non usuale in nessun'altra parte d'Italia. Camilleri sicuramente ha rappresentato un unicum per la sua sfaccettata creazione artistica, che va dal teatro alla sceneggiatura radiofonica, televisiva. Lui ha lavorato con Edoardo De Filippo, è stato ovviamente poi da un certo momento della sua vita anche scrittore, ma non soltanto scrittore del Montalbano televisivo, ma scrittore anche di moltissimi testi che riguardano la storia di questo territorio. Penso alla Bolla di Componenda, penso ad esempio a tanti altri anche lavori che
sono nati sulla vigata storica come la Mossa del Cavallo, ed è molto importante che questo territorio lo celebri, e l'università è proprio qui presente, pensando soprattutto ai docenti perché ci sarà un corso di formazione, pensando agli studenti liceali perché ci sarà un corso di orientamento, pensando agli studenti di italianistica, e qui siamo presenti con moltissimi studiosi che vengono da varie parti del mondo, e oggi parliamo della presunta intraducibilità del Camilleri che conosciamo e del suo vigatese. 100 anni di Camilleri, oggi l'esordio con una serie di manifestazioni e l'impegno dell'assessorato ai beni culturali e anche del comune di Porto Empedocle. Sì, è stata una bellissima manifestazione, molto partecipata, che ha visto parecchi protagonisti. E il comune di Porto Empedocle si è messo a disposizione per una serie di eventi. Avremmo 3 eventi, uno è stato svolto questa sera, poi ne abbiamo uno il giorno 4 e uno il giorno 6, poi ci seguiranno una serie di manifestazioni alla Torre di Carlo V e tante altre fino a dicembre del 2025. Assolutamente un'iniziativa sostenuta dall'assessorato regionale beni culturali, dal nostro assessore Francesco Paolo Scarpinato, che ha voluto questo ciclo di appuntamenti culturali in onore del grande scrittore empedoclino, quello cioè di studiare, di raccontare l'esperienza intellettuale di questo fine intellettuale siciliano, che è diventato un fenomeno globale. E oggi abbiamo assistito a delle così assolutamente interessanti interviste a 2 grandi studiosi che ci hanno raccontato come si traduce l'intraducibile, cioè questa lingua non canonica, la lingua vigatese di Montalbano, come viene tradotta in contesti culturali così profondamente diversi dal nostro. Ecco, non poteva iniziare meglio, gli appuntamenti proseguiranno il 4 e il 6, e poi nel mese di ottobre, di novembre e di dicembre, quindi è un'operazione culturale quella dell'assessorato regionale beni culturali, quella dell'assessore Scarpinato, veramente di grande pregio. Le premesse che oggi abbiamo avuto, le premesse sono davvero entusiasmanti, perché c'è stata una grande partecipazione. Dottore Guardì, oggi presente a questa iniziativa sui 100 anni di Camilleri, ecco un suo ricordo, una sua riflessione. Ma quando eravamo amici, ci frequentavamo, ci vedevamo, era una gran bella persona, è diventato un personaggio di cultura, ma lui era autoironico, si raccontava con simpatia, era un piacere stare con lui, un piacere, perché poi si lasciava andare a ricordi, scherzava. Era un personaggio che frequentandolo capivi quanto fosse al di sopra degli altri. Alessia Flemrova, sono professoressa di letteratura italiana di Praga, solo che in questo momento ho cambiato mestiere, diciamo, e dirigo la casa editrice Meridione, che si occupa soprattutto della traduzione dei libri del sud europeo e soprattutto di quelli italiani. Quale sarà la sua testimonianza a questo primo incontro dedicato ai 100 anni di Camilleri? Parlerò della fortuna di Camilleri nella Repubblica Ceca, parlerò del problema di approccio di un traduttore ceco al dialetto, diciamo, vigatese, e a problemi che incontra uno che traduce sia i libri ma sia la serie televisiva di Montalbano. Grazie. Presentato oggi nel corso di una conferenza stampa l'8ª edizione del Festival Internazionale della Danza e delle Danze, in programma il 4 e 5 6 settembre al Teatro dell'Efebo di Agrigento, e la consegna ufficiale alla città di Agrigento da parte del Festival Internazionale della Danza, dall'opera dal titolo Scontro di civiltà, il servizio.
Presentata oggi nel corso di una conferenza stampa al foyer Teatro Pirandello, l'8ª edizione del Festival internazionale della danza e delle danze, in programma il 4, 5 e 6 settembre al Teatro dell'Efebo di Agrigento, quindi la consegna ufficiale alla città di Agrigento da parte del Festival internazionale della danza e delle danze dell'opera dal titolo Scontro di civiltà. È di grande eccellenza, è anche un'opera molto strana, anche significativa sulla storia che ha formato Agrigento, perché come voi sapete, come molti sanno, Agrigentum si chiamava Agracas, e quindi quest'opera rappresenta noi gli abbiamo dato un titolo particolare, l'abbiamo chiamata Scontro di civiltà, cioè la civiltà della Magna Grecia che si scontra con la civiltà romana, che poi le civiltà erano, specialmente i romani, erano molto molto intelligenti, cioè usavano la forza ma poi dopo accettavano tutti, cioè era una democrazia. Una vera democrazia, e quindi questo ci ha ispirato a fare quest'opera con dei simboli particolari che rappresentano esattamente quella che era la potenza, diciamo la forza della potenza greca, e la forza della potenza romana. Io penso che questa terra rappresenti tutto un insieme di forze e di magie che ci sono state tramandate dalle culture sia greca che romana. Allora, siamo ad Agrigento, in un luogo ricco di stratificazione di civiltà e di storie. Quest'anno c'è l'8ª edizione del Festival della danza e delle danze, per la prima volta in questa sede. E il maestro Enrico Manera e Cleonice Gioia hanno dedicato un'opera pensata e poi donata a questa città che si intitola Scontro di civiltà. Manera è un provocatore, viene dalle seconde avanguardie, ha in sé la forza della provocazione. In questa parola scontro c'è anche tutto un retaggio positivo, il confronto, innanzitutto perché lui sente fortemente, insieme all'altra artista Cleonice Gioia, che i romani sono stati capaci di, pur nella guerra, inglobare gli aspetti più significativi delle civiltà con cui loro si confrontavano. Quindi la cultura greca e la cultura romana continuano a convivere fortemente in questa sede e arrivano fino a noi proprio per la capacità di questa straordinaria civiltà, questo straordinario popolo che era l'antica Roma, di sapere inglobare, di saper valorizzare quelli che erano gli aspetti culturali ma anche giuridici, sociologici, l'artigianato di varie culture. Quindi in questo scontro c'è un confronto. Simbolicamente ci sono la romanità e la Grecia che si confrontano in due icone che sono due guerrieri, due eroi svuotati di presenza umana perché rappresentano lo spirito di quelle popolazioni e arrivano fino a noi. L'opera è pervasa di segni anche assolutamente moderni, contemporanei, e raccontano il dialogo che continua ad esserci con la nostra contemporaneità. E prenderà il via l'8 settembre una nuova campagna di scavi archeologici presso la villa romana a Durrueli a Realmonte. Le attività si concluderanno il 4 ottobre 2025 e sono frutto di una collaborazione tra il Parco della Valle dei Templi, l'Università degli Studi di Catania e il CNR. Questa nuova fase di ricerca si concentrerà sull'approfondimento di alcune aree specifiche per chiarire le fasi costruttive di Villa Romana, le sue successive trasformazioni e indagare le strutture termali emerse a nord del complesso. I lavori, che seguono un'indagine geofisica di maggio e una campagna di scavi di giugno 2024, mirano così a ricostruire l'intero arco cronologico di utilizzo della villa
e l'identità del suo proprietario. Gli scavi saranno condotti con il sistema del cantiere aperto e quindi visitabili dai fruitori del sito archeologico. Varato dall'assessore alle infrastrutture e della mobilità Alessandro Aricò, il decreto salvacasa per la semplificazione nell'ambito degli interventi strutturali. Per l'ordine degli architetti il provvedimento importante ha prodotto una serie di dispositivi per mettere in regola piccole difformità edilizie. Il nostro servizio. Varato dall'assessore delle infrastrutture e della mobilità Alessandro Aricò, il decreto salvacasa per la semplificazione nell'ambito degli interventi strutturali. In materia interviene l'Ordine degli Architetti di Agrigento, affermando come il salvacasa ha introdotto una serie di dispositivi per mettere in regola le piccole difformità edilizie. Uno di questi riguarda la regolarizzazione di piccole difformità, rientranti tra le tolleranze costruttive per interventi eseguiti entro lo scorso 24 maggio del 2024. Tuttavia, per gli interventi realizzati in zona sismica di alta e media intensità, il legislatore nazionale ha prescritto che il tecnico incaricato debba redigere un progetto strutturale da presentare al Genio Civile per conseguire il deposito, in alcuni casi addirittura un'autorizzazione postuma. Tutto ciò per tolleranze costruttive che prima dell'entrata in vigore del salvacasa venivano semplicemente descritte nella relazione a strutture ultimati, quali modeste modifiche rientranti nella discrezionalità della direzione dei lavori. L'Ordine degli Architetti afferma come, ritenendo che questo dispositivo segnasse un passo indietro nel processo di semplificazione delle procedure edilizie, per l'Ordine degli Architetti del Presidente Rino Lamendola, con una nota dello scorso 30 luglio della Consulta regionale dell'Ordine Architetti, avevamo chiesto all'assessorato delle infrastrutture e delle mobilità l'emanazione di apposite direttive per superare le criticità sopra descritte e consentire l'applicazione semplificata della norma in modo uniforme sull'intero territorio regionale, nel rispetto di norme già vigenti in Sicilia nell'ambito degli aspetti strutturali. Accogliendo le nostre proposte, prosegue il Presidente Lamendola, l'assessore Aricò, con il decreto 44 del 1 settembre, ha emanato apposite direttive, chiarendo che per le tolleranze costruttive contenute entro il 2% non è necessario alcun adempimento, mentre per quelle che si estendono sino al 5% per ciascuna unità immobiliare basterà depositare al Genio Civile un certificato di idoneità sismica redatto ai sensi della legge regionale 4/2003. Gli uffici del Genio Civile procederanno pertanto al deposito del certificato, restituendone una copia all'utente, e non segnaleranno l'intervento all'autorità giudiziaria, in quanto le tolleranze non costituiscono di fatto violazioni alle norme sismiche, pur nella consapevolezza che per il riassetto della normativa del settore edilizio sia necessaria e urgente una revisione organica del testo unico. Esprimiamo la nostra soddisfazione per l'emanazione del decreto che, oltre a segnare un importante obiettivo raggiunto dalla Consulta regionale, conferma di fatto la proficua apertura della Regione nei confronti delle professioni tecniche già dimostrata in occasione della redazione della legge regionale 12/2023, con la quale, conclude il Presidente dell'Ordine degli Architetti Lamendola, è stato recepito in Sicilia il nuovo codice dei contratti, introducendo una serie di modifiche preziose per aprire il mercato dei lavori ai giovani e alle strutture professionali medio-piccole. Linea alla regia per la pubblicità. Truffa del super bonus, sono 11 gli indagati e 1,6 milioni di euro sequestrati. Ce ne parlano meglio i colleghi di Messina. I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno scoperto un elaborato schema criminoso, operante nell'area dei Nebrodi, che sfruttava crediti d'imposta inesistenti legati al superbonus 110% mediante la simulazione di lavori di ristrutturazione edilizia mai eseguiti. L'importo della truffa è stimato in circa 950.000 euro. L'indagine, condotta dalla Guardia di Finanza della Tenenza di Sant'Agata di Militello e supervisionata dalla Procura di Patti,
ha portato alla denuncia di 11 individui per truffa aggravata ai danni dello Stato, autoriciclaggio e utilizzo di fatture false. A seguito delle investigazioni sono stati sequestrati beni, per un totale superiore a 1,6 milioni di euro. Questo valore include sia i guadagni illeciti derivanti dalla frode, sia gli importi legati all'evasione fiscale tramite l'impiego di fatture per operazioni inesistenti. L'indagine ha rivelato che tali crediti fittizi sono stati creati grazie alla collaborazione di professionisti che, in qualità di asseveratori, hanno falsamente attestato l'esecuzione di interventi edilizi per ridurre il rischio sismico e migliorare l'efficienza energetica, in realtà mai portati a termine. Tali crediti sono stati in parte monetizzati attraverso diverse cessioni a terzi, configurando il reato di autoriciclaggio. Le investigazioni si sono avvalse di strumenti avanzati di polizia economico-finanziaria, inclusi controlli documentali e contabili accurati, sopralluoghi con tecnici qualificati, analisi dei flussi finanziari e delle transazioni economiche tra i coinvolti, oltre a verifiche dettagliate sul fronte fiscale. Ne è emerso un sistema complesso di frode basato su falsi documenti contabili, asseverazioni mendaci e inesistenti stati di avanzamento lavori. In particolare, gli indagati hanno messo in atto operazioni fraudolente volte a ottenere indebiti crediti d'imposta relativi al Sisma Bonus 110% e all'Ecobonus 110%. Simulando costi per interventi mai eseguiti su 3 immobili di pregio, situati nei comuni di Mistretta e Tusa, hanno strutturato un meccanismo sofisticato per sottrarre fondi pubblici. Ha compiuto 100 anni ed è stata festeggiata con i dovuti onori a zia Ninetta al secolo Antonina Canzonieri, nata ad Alessandria della Rocca il 2 settembre 1925. Il servizio. Ha compiuto ieri 100 anni ed è stata festeggiata con i dovuti onori la zia Ninetta al secolo Antonina Canzonieri, nata ad Alessandria della Rocca il 2 settembre del 1925. Ha vissuto ad Agrigento, oggi vive a Naro, nell'abitazione del nipote Francesco, sposato con la geriatra Gera Destro. Proprio Francesco che l'accudisce e la serve amorevolmente da diversi anni, così come lei ha servito la famiglia sua e quella dei parenti più intimi durante tutta la sua vita. Oltre ai coniugi Geradesco e Canzonieri erano presenti tanti amici e parenti. Il sindaco Mirko Dalacchi, quello di Agrigento Francesco Miccichè accompagnato dall'assessore Cantone, il vice sindaco di Alessandria La Rocca Antonino Scimè, il presidente del libero consorzio dei comuni di Agrigento Giuseppe Pendolino e infine una rappresentanza dell'ufficio delle entrate dove la zia Ninetta ha a lungo lavorato. Ha presenziato alla cerimonia Padre Paolo Monreale, parroco della chiesa di Santa Maria del Gesù, che ha dato la benedizione a zia Ninetta e a tutti i convenuti, torte, fiori, tanta allegria a una centenaria che ha tanto benevolmente vissuto e potrà contribuire a vivere oltre 100 anni con l'assistenza benevola e l'amore continuo dei nipoti e dei familiari tutti. Cresce l'attesa per l'arrivo della Carovana della Pace che farà sosta a Favara domani 4 settembre a partire dalle 10:30. L'evento nazionale è partito il 2 settembre in Sicilia per concludersi a Strasburgo il 15 dicembre 2025. Favara sarà l'unica città della provincia di Agrigento che ospiterà la staffetta della pace, a conferma di una vocazione dell'incontro alla solidarietà che da sempre caratterizza la comunità chiaramontana. Vediamo questo video promozionale. Favara si prepara a vivere un momento unico. Giovedì 4 settembre, la Carovana della Pace fa tappa in città, portando un messaggio di convivenza e solidarietà dal sud al nord Italia, per poi proseguire fino a Strasburgo. Dalle 10:30 associazioni sportive, studenti, scout, banda musicale, moto d'epoca e tante realtà locali partono da Piazza Olimpia e da Piazza Angelo Giglia. L'arrivo è previsto alle 11 in Piazza Cavour. Partecipa anche tu alla Carovana della Pace a Favara e fai la differenza con la tua presenza rumorosa, disarmata e disarmante. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 per chi ha le smart TV, sul digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televide Agrigento. E questo è tutto, vi auguriamo una buona serata.